siamo arrivati ormai a un bel punto dello spettacolo, non vi dico quanto, ma 999 milioni. però prima di andarcene non vogliamo non parlarvi del sentimento più sottovalutato in assoluto, a torto. Stiamo parlando del sentimento della tristezza. La tristezza viene vissuta come un valore negativo, mentre invece va vissuta come un valore positivo. Non commettete l'errore di denigrare la tristezza. Ad esempio Gino Paoli ci ha costruito su un impero conosciuto come il vero di Gino Paoli. Ma con ciò non intendo affermare che egli abbia fatto male. Passare la tristezza e così il tuo impero crolla come un castello di sapienza per gatti. Basterebbe regalare le canzoni tristi a tutti. La tristezza si misura in litri di lacrime. Angoscia e depressione, insomma, è triste. Dentro di azepina non toccarmi la tristezza, farmaco generico non mi spaventi tu. E piangi pure se sei triste, non fa ridere la tristezza. Non ti devi vergognare antico. Anche nell'antichità ci sono stati personaggi ad esempio Giulio Cesare quando è stato pugnalato. Come dargli torto è sempre triste venire pugnalati, specialmente da tante persone contemporaneamente. Ma se ti guardi intorno, viva la tristezza, simbolo di mentalità vincente. Non a caso quando vinci provi una grande contentezza, che poi ti è spazzata via da un lontano mala di tristezza. Ma se ti guardi intorno, Ma lo sai qual è il colmo per il conte Contarini? No, andare a Venezia. ma se ti guardi intorno, vedrai.
che paradosso. Una canzone che parla della tristezza e alla fine uno ride veramente da venire il vomito, perché ha raccontato una barzelletta, Mangoni, guardate, peccato che non avete potuto ascoltare come finiva, ma eccezionale. Pazzesca. Che peccato, ma che peccato che non abbiate potuto ascoltare il finale, guardate, veramente l'unico neo di questo spettacolo, che altrimenti sarebbe stato perfetto. Purtroppo non si può poi neanche riraccontare, perché si sa, no? Troppo bello. Scusate, un attimo. Va bene, adesso va. Mi spiace, ma non te la posso dire neanche a te, che poi non sono neanche sicurissimo di avere capito tutto bene, perché sarà rumore, no? Però se è come ho capito è la più bella che io abbia mai sentito. Peccato, peccato veramente. Dai. Guarda, meno male che siete intervenuti voi, che avete rotto un po' questa ridulera che ci aveva preso con le vostre cagate. Va bene. Adesso